Festa grande ieri a Venezia per la regata storica, evento tra i più importanti della stagione remiera lagunare che come da tradizione si tiene la prima domenica di settembre. Tantissime le persone assiepate lungo il tracciato di gara, sulle rive, sui balconi delle abitazioni o sulle imbarcazioni, tutti presi dall'inesauribile entusiasmo della storica che da sempre riesce a coinvolgere veneziani e forestieri. Un amore incondizionato verso una città unica al mondo che riesce a mantenere sempre vive le sue tradizioni, facendole apprezzare anche a chi le scopre per la prima volta. Da sempre è il luogo dove si celebra la voga veneta. La voga è, insomma, direi soltanto qua. E la bellezza di vedere tanti giovani che sono iscritti, tanti bambini che si approcciano alle nostre tradizioni fa comprendere la specialità di Venezia. Questa proprio raffigura in maniera chiara qual è la specialità della città che vive sull'acqua. Ad aprire il pomeriggio il corteo storico sportivo, con la sfilata lungo il Canal Grande delle imbarcazioni storiche condotte da figuranti in costume e le imbarcazioni delle associazioni remiere di voga alla Veneta. Abbiamo fatto sfilare la Reyer che ha vinto lo scudetto, abbiamo omaggiato Bebe Vio, Federica Pellegrini per i successi che hanno riconosciuto e anche il Calcio Venezia che è andato in Serie A. Insomma, è bello davanti a tutta la città ricordare le cose di eccellenza, però sono il frutto di tanto lavoro e tanto sacrificio. La regata storica alla fine è un momento tutto sommato anche mondano, ma che però raccoglie i frutti, tanti raccolgono i frutti di un duro lavoro. Tante poi le regate che si sono susseguite, col percorso che dal bacino di San Marco portava all'ingresso in Canal Grande, aggirava il tradizionale paletto e arrivava davanti alla macchina a Ca' Foscari per la conquista dell'ambita bandiera rossa. Ma poi i valori sono sempre gli stessi, quelli dello sport, della tenacia, del sapere recuperare dalle sconfitte, tenere duro anche quando hai delle attese e non riesci a recuperarle, attorno alla bellezza. La regata più attesa è stata quella dei gondolini a due remi, conquistata dall'arancio di Rudy e Mattia Vignotto, ma a rendere omaggio a Venezia e alla sua tradizione storica c'erano anche altre remiere venete. Per la regata delle Caorline, infatti, non potevano mancare le remiere di Caorle, Tre Porti e Jesolo, e proprio la rosa di Jesolo è arrivata per prima sul traguardo, strappando gli applausi degli spettatori. Jesolo ha una parte del suo territorio legata alla laguna di Venezia, che ricordo che è un sito internazionale dell'UNESCO e quindi una parte del nostro territorio è sulla laguna e quindi è giusto partecipare. Io sono venuto con il mio assessore e volevamo essere presenti per sostenere assieme al pubblico che c'era lungo il percorso i nostri ragazzi e mi hanno dato una grande soddisfazione. Una giornata che ha visto rivivere tutta la magia della tradizione, della storia passata ma anche futura, coinvolgendo adulti e bambini per una città che non smetterà mai di incantare.